Io inizialmente ero una modella, quindi ho sempre comunque frequentato la palestra, però ho deciso di frequentarla in modo un po' più specifico e focalizzato quando ho conosciuto persone che gareggiavano nel settore bodybuilding e che quindi mi hanno fatto appassionare di più a questo ambiente. Quindi è iniziato tutto per gioco, per poi diventare una professione. Ecco, che differenza c'è tra il bodybuilding e appunto la categoria di cui tu fai parte, il bikini? Allora, bodybuilding è diviso sia in maschile che femminile. Il bodybuilding maschile sono comunque ragazzi molto muscolosi con una fisicità abbastanza importante. Per quanto riguarda una bodybuilder femminile, comunque ha un fisico molto simile al bodybuilder maschile, quindi molto muscolosa, molte striature, molta definizione. Una bikini invece viene valutata più per eleganza, portamento, quindi formosità, è più femminile per quanto riguarda tutta la forma in sé, quindi ha spalle rotonde, glutei rotondi, una modella più tonica, non molto muscolare, più tonica, quindi più morbida. E con la preparazione varia qualcosa rispetto al bodybuilding? Allora sì, sicuramente varia la dieta. Per quanto riguarda una bikini la dieta è molto più morbida, meno dura e molto meno restrittiva rispetto a una bodybuilder. Una bodybuilder comunque, specialmente in prossimità delle gare, deve tagliare molto i carboidrati, tagliare molto i grassi, invece una bikini è molto meno pesante, molto meno pressata per quanto riguarda la dieta, quindi possiamo mangiare di più, gli allenamenti sono molto diversi perché noi bikini non dobbiamo andare mai allo stremo, invece una bodybuilder, essendo che deve presentare comunque molta definizione, è anche costretta a doversi allenare molto di più, fare molto più cardio e poi la preparazione in generale è un pochino differente. Il mio allenamento, ora che sono professionista, è strutturato con 6 allenamenti a settimana, quindi io faccio 6 sedute settimanali di allenamento, della durata per quanto riguarda muscolazione 40 minuti, 45 e poi faccio una mezz'ora di cardio. 6 giorni a settimana appunto e generalmente per quanto riguarda la scheda attuale 3 volte a settimana faccio glutei, quindi parte bassa, 2 volte spalle e una volta schiena. Questo perché? Perché per quanto riguarda la categoria delle bikini professioniste siamo valutate per una forma clessidra, quindi vogliono spalle e glutei proporzionati a clessidra. Quindi dobbiamo portare queste proporzioni. Non è tanto importante la schiena, i tricipiti o i bicipiti. Conta quindi anche il fattore nutrizionale. Assolutamente, la dieta è il 90%, quindi la parte fondamentale in tutto è la dieta, perché se non segui una dieta equilibrata e giusta per il tuo obiettivo non sarà mai. Mi sto preparando per la gara dei miei sogni che è a dicembre, che è l'Olimpia, quindi è il must di tutti i professionisti, è il sogno di tutti i professionisti. Però prima di questa gara vorrei, Covid permettendo e quindi voli permettendo, gareggiare 1 o 2 volte ancora prima dell'Olimpia. Ecco, tu hai vinto tantissime competizioni, qual è quella che ti è rimasta nel cuore, diciamo? Mi è rimasta nel cuore quella che ho vinto in Ungheria lo scorso novembre perché è quella gara che mi ha permesso di prendere la qualifica per l'Olimpia, quindi l'Olimpia è il nostro palco principale e di conseguenza quella gara lì. E a chi si vuole avvicinare a questo mondo, cosa vuoi dire? Allora, per avvicinarsi a questo mondo assolutamente ci vuole tanta dedizione, tanta passione e tanta convinzione. Quindi avvicinarsi a questo mondo sicuramente è bellissimo, fatto con il giusto equilibrio mentale e il giusto equilibrio fisico, quindi riuscendo a ponderare bene le scelte che una persona fa e soprattutto avendo molta pazienza, perché sento tantissime ragazze che dicono voglio avvicinarmi a questo mondo e voglio tutto subito. Il tutto subito non esiste, quindi ci vuole molta, molta pazienza e dedizione.